Siua Capitolini che parte forte con l'azione, che se ne va in contropiede dentro l'area di rigore per trovare il tiro ad incrociare Di Sarto. 1-0. Siua Capitolini sulla destra, altra palla scodellata per lo stop, il sinistro sulla traversa di Martino. I Verdi continuano a giocare bene, seppur in vantaggio. Arriva da dietro Bassani che va vicino al gol del raddoppio. Franco picchia poco e non riesce a fare schermo sulle fasce, allora cross dentro e attenzione ancora a Martino. Il rinvio lunghissimo del portiere del Siua Capitolini che va a spiovere nell'area di rigore avversaria. Martino con l'esterno. Palla al centrocampo, colpo di testa, c'è la giocata che è efficace e attenzione ancora a Pinelli che riesce ad andarsene da solo contro tutti. Pinelli continua ad avanzare il sinistro, gran parata. Siua in avanti con lancio lunghissimo sul petto del numero 32 che entra fino in fondo ed è il gol di Rossi. 2-0 del Siua Capitolini che rischia sull'occasione di Pinelli ma poi raddoppia con una grande azione personale del numero 32. Il rinvio lunghissimo del portiere del Siua, dall'altra parte sono ancora in 2 contro 3, attenzione a Rossi, l'appoggio, dall'altra parte arriva Martino fuori sull'esterno della rete. Il Siua Capitolini che continua ad attaccare bene col numero 10 che può scaricare a Rossi, lo fa, Rossi ha spazio per andare col destro ad incrociare, Rossi è il 3-0 del Siua. Triplice fischio di Ticchetti, il Siua Capitolini batte 3-0 nell'ultima giornata il Franco Picchiapò. L'idea è questa, abbiamo la possibilità di migliorare sicuramente, prendiamo atto dei nostri errori. Certo il CJ è stato superiore di gran lunga, ma proveremo il prossimo anno a rifarci, dai. Sicuramente innanzitutto faccio molti complimenti a tutta la squadra che ha raggiunto questo obiettivo anche con un margine di una partita. L'obiettivo ovviamente intendo la salvezza, noi siamo una linea promossa. L'anno prossimo faremo tesoro di quello che abbiamo imparato quest'anno e ovviamente faremo di nuovo un campionato all'insegna del sacrificio, della salvezza come abbiamo fatto quest'anno.